Questa mattina alle 9:41 è partita una PEC da Confartigianato Vicenza nei confronti del Ministro di Grazia e Giustizia Orlando, dove si chiede ufficialmente come categoria economica l'istituzione del Tribunale per le imprese. La Confartigianato Veneto alza il tiro denunciando il pesante vuoto amministrativo, economico e sociale derivato dalla soppressione del Tribunale di Bassano. Un appello rivolto anche all'intera classe politica veneta, poter aprire una struttura specializzata in diritto societario, una sede distaccata del Tribunale delle imprese che attualmente fa capo a Venezia. Un progetto che ha coinvolto anche la Marca trevigiana. Un territorio che rappresenta il 38% delle imprese dell'intero Veneto e un territorio che in vista del completamento della Pedemontana diventerà un territorio unico, coeso, già adesso lo è, ma a maggior ragione quando sarà completata questa infrastruttura. Inoltre a Bassano esiste già un'infrastruttura appena terminata, costata 13 milioni di euro, attualmente vuota. Quali vantaggi concreti immediati? I tribunali delle imprese hanno rappresentato un esperimento di successo in quanto hanno portato la media delle cause relative a diritti di proprietà, brevetti fra imprese sotto l'anno di durata. Prima eravamo sicuramente sopra i 3 e cause economiche generiche sopra i 5. Chi deve venire a comprare qualcosa da noi deve avere un partenariato industriale, un partenariato di business. Se sa che c'è una giustizia che funziona, sicuramente viene in maniera più veloce e sicuramente molto più tranquilla e serena. Un tribunale specialistico faciliterebbe anche la possibilità di ritorno del tribunale ordinario a Bassano. È un inizio per il Tribunale della Pedemontana, che è quello che noi auspichiamo, però è un inizio e una dimostrazione da parte del Ministro Orlando che veramente crede in un territorio che, ripeto, ha dato e sta dando molto.